Un provvedimento adottato dalla Giunta regionale del Veneto, che ora deve passare all'esame del Consiglio, prevede un nuovo tipo di ospitalità sulle montagne, sulle Dolomiti, ma non solo. È chiaro che il provvedimento interessa soprattutto la provincia di Belluno e si tratta sostanzialmente delle stanze panoramiche, cioè di strutture in vetro e legno, strutture leggere, che potrebbero essere messe in alta quota, si immagina vicino ai rifugi, per offrire un'ospitalità non di grandi numeri, perché parliamo di un paio di stanze, in grado di emozionare per la vista panoramica, ma diciamoci la verità anche per aumentare la ricettività dei rifugi. Allora, che spesso hanno pochi posti a disposizione e che hanno anche delle strutture di carattere così architettonico spesso da tutelare, per cui è inimmaginabile in molti casi un ampliamento del rifugio, anche a vantaggio dei servizi però che spesso sono scarsi perché sono strutture in molti casi vecchie, no? Bene, il titolone sul Corriere delle Alpi, stiamo leggendo all'interno, è questo: stanze panoramiche per rifugi e malghe, se ne potranno costruire 2 per ogni comune, via libera della regione alle camere di vetro. Caner, che è l'assessore al turismo, afferma: decideranno gli enti locali, i servizi nel corpo principale. Quindi capite che si tratta di una decisione comunque abbastanza timida, diciamo, perché non è che ne vedremo a decine, 2 per ogni comune. Vabbè, in provincia di Belluno abbiamo tutti i comuni montani, vuol dire che potrebbero sorgere, se ne facessero 2 ogni comune, cosa sono? 120, insomma, quindi non poche, no? Per quanti posti letto? Credo che stiamo parlando di forse 500 posti letto in tutta la provincia di Belluno, quindi stiamo parlando di numeri molto 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 limitati, ecco, ma forse è il principio quello che conta, no? E questa decisione ha già, di cui troviamo spazio anche su cui troviamo spazio anche sul Gazzettino, perché vi faccio vedere la pagina del Gazzettino dedicata a questo. Eccola qui, pagina 11, anche qui un paginone con il titolo "Stanze in quota, ok, dalla regione la giunta veneta autorizza la realizzazione di strutture fisse panoramiche anche al di sopra dei 1600 metri di altitudine. L'idea è già applicata a Colgallina, a Cortina, nella zona del Falzarego, quindi, ma il presidente delle regole Lancedelli è cauto: prima vediamo il testo del provvedimento, e ha ragione. E devo dire anche che ieri il comunicato stampa che ci è arrivato dalla regione era un po' scritto un po' di corsa, diciamo così, perché non si capiva bene 2 o 3 passaggi che cosa volevano significare. Insomma, ecco, quindi capiamo bene che ci sia cautela che viene espressa sul Corriere delle Alpi nel taglio basso della stessa pagina, riportando le opinioni del mondo della montagna, del CAI Frigo, del CAI Veneto: un occhio preoccupato alla sicurezza, e Mountain Wilderness: giusto risanare gli edifici abbandonati, no a nuove strutture. Altolà di alpinisti e ambientalisti: no a Disneyland in alta quota. E qui firma sempre Francesco Dalmas. Allora, ieri ho sentito anch'io qualche ambiente CAI, e diciamo che anche se ci sono le preoccupazioni di cui si dà conto in questo titolo, però c'è anche chi dice: ragazzi, se stiamo ragionando anche su una fruizione della montagna alternativa agli impianti di risalita, alternativa allo sci, dobbiamo anche immaginare delle soluzioni però che permettano di venirci in montagna, perché sennò è inutile. Allora diciamoci che la montagna va solo guardata senza nessuna struttura di ospitalità, e allora insomma facciamo un discorso diverso. Strutture del genere sono autorizzate, presenti anche in Svizzera, perché non possiamo farle anche da noi con tutte le cautele del mondo? Insomma, sarà da vedere, anche e soprattutto, dicevo, a supporto di quei rifugi, magari non attaccata proprio al rifugio, potrebbe essere, non so, in una piccola valletta un po' discosta, insomma, a supporto di quei rifugi che avrebbero pressione di richieste ma non hanno disponibilità di camere. Via libera alle camere di vetro, dice l'articolo, ma anche a rifugi e malghe sopra quota 1600 metri. Comuni e sovrintendenza permettendo, perché ovviamente bisognerà rispettare situazioni di compatibilità ambientale. Il placet alle Starlight Room, le chiamano così, arriva dalla regione, che così completa la gamma
delle attività turistiche alternative dalle case sugli alberi a quelle in grotta. Avete presente, dice Francesco Dalmas, la stanza panoramica di Cortina d'Ampezzo a 2055 metri sul Col Gallina con vista sul Lagazzuoi, la Tofana di Rozes e il Sas d'Estria? Una camera appunto di vetro e una piccola sala da pranzo ruotano di 360 gradi per regalare agli ospiti la migliore prospettiva in ogni momento della giornata. Un'idea in questo caso di Raniero Campigotto che gestisce il rifugio Gallina. Fino ad oggi la normativa urbanistica della regione impediva costruzioni al di sopra del 1600 metri, salvo particolari casi come quelli dei rifugi di servizio, dal CAI agli impianti di risalita o di malghe finalizzate agli allevamenti considerati presidi dello specifico territorio. Già ieri, subito dopo l'annuncio della delibera regionale, sono arrivate le prime obiezioni dagli ambientalisti. Altolà è il monitor di Francesco Caner, assessore regionale al turismo: nessun assalto alle quote più alte, decidono i comuni dopo l'eventuale autorizzazione della sovrintendenza, come fino ad oggi è sempre accaduto. In ogni caso queste strutture non potranno essere più di 2 per comune, anche se appartenenti a tipologie diverse. Insomma, staremo un po' a vedere, anche perché secondo me, ma insomma ne parlavo, ripeto, con persone vicine del mondo CAI, potrebbero generarsi anche soluzioni architettoniche interessanti e anche magari dei moduli che possono in qualche modo così diventare anche un marchio, un simbolo anche del nostro territorio. Probabilmente non è da dire subito no, è da capire un po' che cosa si può fare, come ci si può muovere anche in questo settore dell'accoglienza, rispetto al quale c'è richiesta. Questo dicevo sul Gazzettino, invece, questo era sul Corriere. Sul Gazzettino invece stanze in quota, come dicevamo prima, ok, dalla regione, però ci sono, Marco Di Bona raccoglie le parole di come si chiama, di Lancidelli delle Regole, appunto, che alla fine, voglio dire, cioè, l'unica che abbiamo è proprio un comune di Cortina, no? A Cortina esprime perplessità Flavio Lancidelli, presidente delle Regole d'Ampezzo, dice l'articolo è una proposta che deve essere approvata, vorrei conoscerne il testo nel dettaglio prima di commentarla. È giusto, certo, era attesa da molto tempo per chiarire una situazione delicata. Sinora le norme impedivano di realizzare o piazzare strutture al di sopra dei 1600 metri di quota. Questo potrebbe sbloccare anche alcune nostre iniziative, non andrà a discapito delle regole e di altri enti preposti alla tutela del territorio, ma potrebbe tornarci utile, quindi non è un no. Prima di ogni commento in merito è però necessario conoscere bene il testo e il dispositivo. Se ci saranno modifiche da proporre le faremo prima che vada in Consiglio regionale per la votazione. Questo è molto giusto. È bello che l'Italia, che in Italia, dove il Veneto ha questa competenza specifica riguardo alla montagna, sia anche la montagna, specialmente un ente così importante come sono le regole, a dire la sua su questo tema. Solo un'ultima annotazione riguardando riprendendo la suggestione, insomma, no, dell'immagine che il Corriere ha messo in pagina. Avete presente il nuovo rifugio, il bivacco Fanton, che è stato realizzato sulle Marmarole in Cadore? Una struttura avveniristica con un grande finestrone di vetro. Il bivacco Fanton, con problemi anche per il soccorso alpino, sta richiamando tantissima gente che sale a quella quota non per fruire delle montagne intorno e dormire come appoggio al bivacco Fanton, ma proprio per vedere e dormire nel bivacco Fanton. Quindi che è modernissimo, però è stato ritenuto compatibile e tra l'altro poggia solo su 2 plinti per terra, quindi anche dal punto di vista delle fondamenta, insomma, si è risolto in modo molto leggero. Ecco, innovazione forse è possibile e sicuramente genera richiamo. Pensiamoci prima di bocciare tutto. Questa è la mia idea personale. Ecco, allora abbiamo cominciato in questo modo la rassegna stampa di giovedì 27 ottobre, rassegna stampa di Radio Piave in Blu condotta dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Ovviamente sono Luigi Guglielmi, mi avete riconosciuto, e vi auguro di seguire così con piacere questa nostra presentazione. E ricominciamo dalla prima
del Corriere delle Alpi, dove il titolone di apertura è su IRPEF, Zaia prende tempo, ora niente addizionale, una momentanea frenata del presidente dopo le ipotesi su un inevitabile aumento della tassa, aspetto la manovra nazionale, bilancio regionale da oltre 17 miliardi, è cresciuto questo bilancio, ricordiamoci che una fetta importantissima riguarda la sanità, quello che costa la sanità. Idroelettrico Zanolla del BIM, le derivazioni strategiche per i comuni, l'obiettivo dell'amministratore unico di BIM Infrastrutture è la fusione con GSP e poi l'affidamento in house. Pensate che era già tutt'uno, vi ricordate, e poi sono state create tutte queste società del BIM, alcune ci sono state addirittura compravendite di pezzi delle società indebitate, ecco, e adesso si riparla di mettere tutto insieme. Vabbè, succede anche nel mondo della finanza d'impresa, però non si può non allargare un attimo le braccia e pensare a quello che è successo in questi 20 anni, insomma, proprio nel mondo della galassia del BIM, insomma, vabbè, speriamo bene. Meloni, speranze bellunesi, la Presidente del Consiglio nel 2020 fece un appello per la montagna va aiutata e a questo ci si aggrappa pensando che possa anche produrre dei risultati adesso che la Meloni è al governo. La foto centrale riguarda un uomo spaparanzato su un letto morbido col piumino davanti alle Dolomiti dentro una cella di vetro, è appunto la camera di vetro, stanze panoramiche, via libera per rifugi e malghe, e Caner se ne potranno costruire 2 per comune, questo è il lancio in prima. Altri titoli, prezzi sempre più alti per frutta e verdura, famiglie in difficoltà, dall'Anese a pagina 20, il comune studia come agevolare i conferimenti di carta e plastica, e parliamo di Feltre, Domegge, i lavori al ponte di Vallesella, sarà tutelata la fauna del lago a quota fissa per operare in sicurezza e tutelare la fauna ittica, si opererà così durante i lavori al ponte di Vallesella, sempre nella speranza, diciamo, che se ne possa costruire uno nuovo. Luogo non idoneo e rischi, salta la festa di Halloween. Mancano le condizioni di sicurezza sufficienti per garantire lo svolgimento della festa di Halloween. La 3 giorni di musica organizzata dall'associazione So Rights nel parcheggio dietro al Palasport De Massa a Belluno non è stata autorizzata dal Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica che si è riunito ieri mattina in prefettura. Risultano troppe le criticità emerse. Il nodo principale è rappresentato dal luogo scelto per l'evento, un parcheggio troppo vicino alla ferrovia, posto su un dislivello rispetto alla zona circostante, dove eventuali soccorsi sarebbero complicati, un luogo non idoneo, ha spiegato ieri in una conferenza stampa il prefetto Mariano Savastano, e qui ci riferisce Forzin, questo è il lancio, l'approfondimento è a pagina 22. Andiamo a vedere l'apertura appunto delle aree bellunesi su questo giornale. Belluno, pagina 18, la Premier Meloni vicina alla montagna, il discorso del 2020 fa sperare i bellunesi nel giorno dell'insediamento, un cenno contro lo spopolamento. 2 anni fa puntava l'attenzione su sanità, istruzione, servizi e trasporti, dice il titolo, per che cosa? Come ambiti strategici proprio per frenare lo spopolamento, questo era il senso. E Scopel dell'ANPCI dice subito al lavoro sulla legge per le terre alte, questo è l'appello. Tempesta Vaia 4 anni dopo, tra 2 giorni ricorre l'anniversario, era il 29 ottobre 2018. Zaia ancora attivi 360 cantieri, il presidente ce l'abbiamo fatta, una rinascita miracolosa. Ma come al solito Zaia, che di sicuro non sta governando male anche questa emergenza, perché abbiamo visto veramente realizzare tantissimo, forse se fosse un po' più vicino alla realtà il presidente della regione rischierebbe meno di urtare tanti animi, perché quando uno dice una rinascita miracolosa ce l'abbiamo fatta, dà l'idea che le operazioni siano compiute. Invece in Alto Agordino, dove c'è il bostrico che avanza su aree che sono il doppio ormai tra un po' di quelle abbattute da Vaia, capite bene che ci si chiede: ma e lì cosa facciamo? Bisognerebbe intervenire. Ci sono problemi vastissimi e non si vede ancora una soluzione, quindi insomma io mi auguro che non si
che non si ritenga conclusa la partita per fronteggiare i danni di Vaia, perché chiusa non è, c'è bisogno di tenerla aperta, perché ci sono ancora veramente tantissime emergenze da risolvere 4 anni dopo. D'altra parte è stato un disastro epocale e dobbiamo prenderne atto, insomma è inutile farci sopra i proclami politici, no? Ripeto, è stato fatto tantissimo, non è finita. Grandi derivazioni, la spinta di Zanolla, partita strategica, uniamoci subito, pagina 21, è un'intervista ed è di Irene Aliprandi, che segue sempre benissimo questi temi. Vi consiglio di acquistare il giornale e leggerla. Luogo non idoneo e rischi, è pagina 22, si parla di questa Halloween, settimana di Halloween, con questo nome era stata battezzata. Feltre apre la pagina con i rifiuti, test sui cassonetti Slongo, vogliamo agevolare gli utenti su plastica e carta. Andiamo alla sezione della montagna Cadorina, che porta per titolo, come area tematica, Cortina, energia e acqua per innevare, gli impiantisti sono ottimisti. Marco Zardini rassicura, i costi stanno rientrando, valuteremo il meteo man mano. Dal 1 novembre via all'acquisto online degli ski pass, il 26 è prevista l'apertura. Pazzesco quanti soldi si sono investiti in questi anni negli impianti di risalita. Sarebbe veramente grave se per ragioni di meteo e per ragioni di costi adesso non si riuscisse a rendere remunerativo tutto l'investimento fatto, insomma, ecco. Dunque andiamo a vedere il Gazzettino che cosa ci racconta. Vi abbiamo già mostrato pagina 11 sulle stanze panoramiche. Vi faccio vedere la prima pagina, che comunque ci riporta a questo tema, perché la foto di copertina è questa, proprio con le stanze panoramiche. Amici di Radio Piave, io poi così vi invito sempre ad andare a vedere su Facebook e su YouTube la nostra rassegna, così vedete anche i titoli e le immagini di cui vi parliamo. Famiglie, crescono le richieste d'aiuto. È questo il titolo di apertura. La Caritas, assistiamo ad una cronicizzazione della povertà, e la Croce Rossa, numeri in aumento nel secondo semestre, centinaia i nuclei familiari seguiti dalle associazioni di volontariato, gli assistenti sociali segnalano gravi situazioni di disagio. Il bisogno di aiuto cresce, anche se il bello arriverà con l'inverno e le bollette al seguito. Il bello è messo tra virgolette, ovviamente. La Caritas, che parla di cronicizzazione della povertà, assiste oggi circa 200 famiglie, mentre la Croce Rossa riferisce di numeri in crescita in questo secondo semestre dell'anno. Un'impressione, spiega la responsabile della CRI, Molinari, certificata dall'aumento di nuove segnalazioni al mese da parte degli assistenti sociali dei diversi comuni. Un'assistenza che la Croce Rossa fornisce a chi ha un ISEE sotto gli 8.000 euro, ma c'è chi, spiega ancora Molinari, non ha nemmeno questi. Il parametro andrebbe rivisto. Qui firma Santin, l'approfondimento è a pagina 2, mentre a pagina 3 c'è l'approfondimento con l'articolo di De Donà, sempre su questo tema, i frati di Mussoi. Belluno, per molti, anche dove c'è la mensa, no? Per molti anche 100 euro fanno la differenza. Un punto di riferimento nelle difficoltà quotidiane restano i frati di Mussoi, dove ogni giorno si bussa per un pasto caldo, ma ogni 15 giorni fanno anche la spesa per una trentina di famiglie. Per loro, dicono, anche 100 euro di risparmio al mese è un sollievo. C'è un approfondimento sul Gazzettino sui 15 anni trascorsi dal sogno di passare con l'Alto Adige. A 15 anni dal voto non molliamo, sabato c'è la ricorrenza del referendum di Colle, Cortina e Fodom. L'annuncio stagione sugli sci, impianti aperti dal 26 novembre, abbiamo detto. Feltre, esercitazione, i volontari al terremoto simulato, dobbiamo ricordarci di questo rischio, Via ai lavori alle spalle del ponte, le spallette del ponte della Veneggia, non dietro, ma sulle spalle del ponte della Veneggia. A Belluno partono i lavori per rifare le spalle al ponte della Veneggia. In agenda anche il cambio di luci al ponte degli Alpini, da poco ripulito a fondo e riportato al bianco originario, a caccia di fondi per sostituire il ponte Bailey a Lambioi, dopo che la provincia ha approvato la variante urbanistica che consente l'intervento di costruzione di un nuovo attraversamento del Piave. L'assessore Gamba spiega le misure. In taglio basso la cancellazione dell'evento di Halloween. E Borgo Valbelluna, addio a Gino da Belun, aveva 94 anni, già negli anni 70 era famoso in Francia.
È un lutto nel mondo dell'arte bellunese, perché ieri è morto, era ricoverato alla casa di riposo Maria Gaggialante di Cavarzano a Belluno. Si chiamava Gino Silvestri, era nato nel capoluogo nel 1928. Gino da Belun amava firmarsi. Nel corso degli anni 70 partecipò a importanti esposizioni in Francia e fuori dai confini nazionali. Qui ce lo ricorda Bridda a pagina 15, l'approfondimento. Allora io con questo mi fermo, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata, buon giovedì 27 ottobre a tutti da Luigi Guglielmi, ciao!